GR, giornale radio della Puglia. Carabinieri nel mirino, distrutta da una bomba l'auto di un militare, e il terzo attentato contro un uomo dell'Arma in servizio ad Andria. Abusi su adolescenti, arrestato un 69enne nelle Cese, i sospetti di un collegamento con la scomparsa anni fa di un bambino nel Salento. Cyberbullismo, la polizia postale in classe per promuovere un web più sicuro per tutte le età nella giornata europea contro il bullismo. L'omaggio di Noah a Bach, la cantante israeliana presenta a Bari il suo omaggio al compositore tedesco e ai popoli del Mediterraneo. E buongiorno dalla TGR Puglia per questa prima edizione del giornale radio condotta in studio da Alberto Alfredo Tristano con Giuseppe Alizzi in regia. Iniziamo dalla cronaca. Un ordigno, forse allestito con il tritolo, ha distrutto l'automobile di un carabiniere di Ruvo di Puglia in servizio ad Andria. È il terzo attentato registrato nell'ultimo anno contro un militare dell'Arma operante nella città dell'Abbat. Sentiamo. Ho visto un bagliore fortissimo e un boato, ma è stato un qualcosa di inspiegabile, cioè bisogna provarlo perché a descriverlo è impossibile. È l'esplosione di una bomba rudimentale, il boato che sveglia nel cuore della notte gli abitanti di via Scarlatti, Ruvo di Puglia, a centro a nord di Bari. Sono le 2:35, la bomba piazzata sotto l'auto privata di un carabiniere esplode distruggendo la vettura. Danni anche alle auto parcheggiate accanto, al portone dello stabile, alle vetrine di alcuni locali adiacenti. Fortunatamente nessun ferito. È stata una cosa spaventosissima, non spaventosa, spaventosissima. I bambini a fianco so che si sono spaventati, un rumore, un boato incredibile, sembrava la fine del mondo. Sull'atto intimidatorio indagano i carabinieri che mantengono il massimo riservo sull'identità del collega proprietario dell'auto, un vice brigadiere in servizio presso il nucleo operativo della compagnia di Andria. Gli investigatori stanno visionando i filmati delle videocamere di sorveglianza. Si tratta del terzo attentato in poco più di un anno contro esponenti dell'Arma che prestano servizio nella provincia di Barletta Andria Trani. Il 3 dicembre 2018 un ordigno venne collocato sotto la vettura di un militare della compagnia di Andria in servizio a Corato. Qualche settimana prima, sempre a Corato, venne data alle fiamme la casa di campagna di un carabiniere in servizio ad Andria e in una parete venne trovata la scritta "Ti devo ammazzare". Annalisa La Selva, TGR Puglia. Atti sessuali con minorenni e cessione di materiale pedopornografico. Con queste accuse è stato arrestato un uomo di 69 anni di Taviano, in provincia di Lecce. Diversi gli elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dalle giovani vittime, nonostante una iniziale reticenza, si legge nel comunicato dell'Arma. Sono in corso approfonditi accertamenti, scrivono i carabinieri, per portare alla luce altri eventuali abusi. Quelli accertati andrebbero dal gennaio 2018 ad aprile 2019, mese in cui è scattata la denuncia di un genitore. Da quel momento nessun fatto da contestare negli accertamenti costanti portati avanti dai militari. Il tempo trascorso è servito anche ad indagare sull'ultimo anno, portando alla luce le accuse da cui l'uomo, 69 anni di Taviano, dovrà difendersi: violenza sessuale continuata e ripetuta su minori, alcuni anche di età inferiore ai 14 anni. La stampa locale ha ipotizzato collegamenti anche con una dolorosa vicenda del passato, la scomparsa di Mauro Romano, 6 anni, di Racale nel 1977. I carabinieri al momento sembrano escludere collegamenti, ma le indagini vanno avanti a tutto tondo. Il genitore che ha presentato denuncia ha raccontato di aver visto l'uomo compiere atti sessualmente espliciti in un casolare. Lo avrebbe colto di sorpresa, sarebbe seguito un vano tentativo di giustificazione. Nel fascicolo anche la cessione di materiale pedopornografico contestata all'arrestato. Renato Piccoli, TGR Puglia. L'innovazione, la tecnologia, l'eccellenza come elementi chiave per la crescita. Se ne è discusso ieri al Teatro Petruzzelli di Bari al Wired Digital Day. Chi non ricerca, chi non trova, resterà fermo e prima o poi lo troveranno fossilizzato come i dinosauri, no? 313 giorni in missione lontano anni luce, l'astronave come luogo privilegiato da cui osservare la bellezza del pianeta. L'astronauta Paolo Nespoli sul palco del Petruzzelli parla dei passi avanti fatti nel settore dello spazio, delle opportunità che la Puglia sta cogliendo. Ci vuole costanza, professionalità, perseveranza. La space economy dà delle opportunità incredibili. Dobbiamo solo cercare di capire cosa prendere, dobbiamo farlo con attenzione, ma dobbiamo farlo
farlo in modo attento, sostenibile, tecnologico. 80 aziende, circa 6.000 addetti, inclusi i ricercatori, sono i numeri del settore aerospaziale in Puglia, una galassia di imprese, un settore vivace tra progettazione dei componenti satellitari, il futuro dei viaggi suborbitali all'aeroporto di Grottaglie, una rivoluzione che piace alle future generazioni. L'aeroporto di Grottaglie adesso sarà il principale polo europeo di esperimenti per nuove tecnologie. Quindi lei non sarà un cervello in fuga? No, io tengo a rimanere non in Italia ma al sud. Teresa Fabbricatore, TGR Puglia. Dal web possono derivare anche pericoli, specie per i più giovani, come il cyberbullismo. Sentiamo. Volevo chiedere qualche consiglio su come usare i vari social. Segnalare un'immagine può essere una cosa utile? La password che voi inserite solitamente non deve essere facilmente riconoscibile. Tante le domande e puntuali le risposte degli esperti per fare riflettere i giovani non solo sull'uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile dell'utilizzo di Internet come luogo positivo e sicuro. È l'obiettivo dell'iniziativa organizzata dalla Polizia Postale in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione nella giornata nazionale della lotta al bullismo e al cyberbullismo. L'Istituto Comprensivo di Amicis di Grottaglie è tra le scuole delle province pugliesi che hanno ospitato il lavoro degli esperti allo scopo di stimolare i giovani anche alla costruzione di relazioni positive con i propri coetanei anche nella sfera virtuale, sfruttando così le potenzialità comunicative di Internet e delle community online senza correre i rischi connessi a due piaghe sociali, bullismo e cyberbullismo. Mimmo Spina, TGR Puglia. E ora andiamo a Torreguaceto con le attività di aiuto e tutela della fauna selvatica che vive nella riserva del Brindisino. Un'aquila minore ritrovata da un cittadino che correttamente ha contattato la polizia locale è stata curata nel centro di recupero per la fauna selvatica in difficoltà di Torreguaceto. Aveva un'ala rotta e dopo una decina di giorni di cure è ora in fase di recupero. A breve tornerà a dominare il cielo. Giacomo Marzano, biologo faunista. È una specie negli ultimi anni in espansione e trova nella riserva di Torreguaceto un habitat ideale dove sono presenti, oltre che le prede, anche delle aree utili al riposo, alla sosta. Sono ospiti del centro anche alcune tartarughe marine, la più piccola è spiaggiata travolta dalla forza del mare, altre due sono vittime di entanglement. Nuotando si sono impigliate in reti, cime o lenze che stringendosi progressivamente hanno bloccato la circolazione sanguigna portando alla necrosi gli arti interessati. Dallo scorso dicembre il Consorzio di Gestione di Torreguaceto ha avviato una raccolta fondi in rete sulla piattaforma produzionidalbasso.com. La campagna si chiama Adozioni Selvagge ed è finalizzata all'acquisto di attrezzature specifiche e per sostenere le attività del centro in favore della fauna selvatica. Giovanni Matera, TGR Puglia. L'ex bomber barese Antonio Cassano perde in Cassazione contro l'Agenzia delle Entrate. La vicenda riguarda 263.000 euro sfuggiti al fisco quando l'attaccante militava nella Roma. Si tratta di fringe benefit in favore del suo procuratore. La Cassazione ha stabilito che quella cifra è soggetta a tassazione. E ora passiamo al calcio giocato. Protagonista del successo esterno contro il Napoli, il bomber del Lecce Gianluca Lapadula racconta come i giallorossi si preparano all'appuntamento di sabato in casa contro la Spal. Rieccolo, è tornato. Gianluca Lapadula si riprende la scena. Dopo aver realizzato il rigore contro il Torino, interrompendo 2 mesi di digiuno, il bomber piemontese è stato tra gli artefici del successo sul Napoli. Primo gol di rapina, il secondo invece frutto di un'azione più manovrata. Non è una giocata improvvisata che si è vista solo a Napoli, la riproviamo da tanto, il fatto di avere possesso tanto della palla, di costruire dal basso, di prenderci dei rischi, quindi io direi che inevitabilmente siamo una squadra di riverani e si vede molto. La doppietta che ha gelato i 50.000 del San Paolo gli ha consentito di diventare il capocannoniere della squadra in condivisione con Capitan Mancosu. Se fosse un film sarebbe Lapadula 7 bellezze, 7 quante le reti segnate fin qui su 16 partite disputate, un gol ogni 2 gare, sempre titolare nelle ultime 4, quelle che per i giallorossi hanno segnato la svolta. La sconfitta a Verona ci ha fatto anche scattare qualcosa di più, come il pareggio con l'Inter ci ha dato grande fiducia, però Verona è stata una batosta da dove siamo ripartiti e dobbiamo continuare così. A partire dalla prossima sfida salvezza contro la Spal. Sarà una partita dura, tosta,
Loro non molleranno un centimetro, già lo so. Noi non dobbiamo sbagliare con l'approccio e l'atteggiamento, è fondamentale. Non dobbiamo sbagliare. Da Lecce, Gianluca Lovagnini, TGR Puglia. 30 anni di carriera in cui spicca il successo mondiale della canzone del film La vita è bella. La cantante israeliana Noa a Bari ha incontrato i fan per il suo progetto su Bach. Io amo molto Bari, questa non è la prima volta che canto qui, è in tutta la Puglia, nel sud Italia, è molto vicino al mio cuore, come la mia seconda casa. Cittadina del mondo pugliese d'elezione, lo scorso 8 febbraio Noa ha festeggiato 30 anni dal suo primo concerto e così la serata al Petruzzelli domani alle 21 riassume la sua carriera e presenta il suo ultimo lavoro Letters to Bach, rifacimento jazzistico delle arie del compositore tedesco che la cantante ha trasformato in canzoni ispirate alla tecnologia, all'intolleranza e alla pace. L'incontro alla Feltrinelli presenta lo spettacolo di domani a una settimana dal sinodo voluto da Papa Francesco che si terrà a Bari col titolo Mediterraneo, frontiera di pace, una tematica cara alla stessa Noa che sulla riva di questo mare è nata 50 anni fa a Bat Yam, una decina di chilometri da Tel Aviv. Il Mediterraneo è una frontiera di pace, può tornare a esserlo? Secondo me in questo punto della nostra storia ogni posto deve essere un frontiera di pace, perché noi abbiamo con tutta l'umanità un grande problema, non solo con la guerra, con il razzismo, con le cose difficili come questo, ma anche con i problemi globali, di global warming. Alessandro Trevisani, TGR Puglia. E si chiude qui questa prima edizione del notiziario regionale Rai della Puglia. Da Alberto Alfredo Tristano che vi parla e Giuseppe Alizzi in regia l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.